ma come sei esagerata! Ma guarda che il rispetto uno porta nel cuore! Vabbè, guarda, me ne torno alla mia stanza, vai! Quando è piccola perché è piccola, quando è grande perché è grande. I problemi dentro una casa non finiscono mai. Mia madre, povera donna, quanti sacrifici che ha fatto per noi. Pensa, Matilde, mezz'ora fa sono tornata da Torino. Il tempo di posare le valigie e mi ha telefonato la signora Concetta per darmi la notizia di tua madre. Oh, Matilde, sono rimasta senza parole, triste. Certo, perché tu potevi fare un colpo di telefono, no? A quest'ora saprei cosa dire, sarei preparata, invece niente. Non mi viene neanche da parlare, senza parole, Sarina, scusa, eri dalla tua figlia per il nipotino a conoscere il tuo nipotino e io ti chiamavo per dirti che era morta mia madre, dai, insomma. Oh, l'ho lasciata che era in salute e non l'ho potuta vedere morire. Sono rimasta con una cosa qui dentro, ma è morta mentre era viva. Tempo 10 giorni e se n'è andata. Dove? Da suo figlio? Sarina, se n'è andata, se l'è presa il Signore. Ah, scusa, è che sono confusa. Non ci credo che è sottoterra, no? Che cuore, che modo, che pazienza che aveva. Oh, rieccolo il nostro Franco, eccolo, Cosa c'è? Hai fame? Guarda, dire la verità un po' ce l'avevo. E non volevo più uscire oggi, ma adesso che vedo la signora mille parole, la fame mi è passata e sai cosa ti dico? Esco, altrimenti la testa mi diventa come un Senti, basta. Si può dire che l'ho cresciuto io. E quanto latte che t'ho dato! E sono ancora vivo? Perché non hai scusa? Con tutto il veleno che ha, speriamo che non l'abbia messo nel latte. Senti, basta, vedi dove devi andare. Ciao mamma. Scusa, Sarina, non facci caso, ma lo sai che lui ha confidenza e lui scherza. Ma non ti preoccupare, mamma. Ma tu lo sai, poi in questo momento lui, con la morte di mia madre, i nipoti sono quelli che lo sentono più. Sì, non ti preoccupare, ma E poi lui è così sensibile. sì, è così. Ma tuo padre piuttosto. Cosa dice tuo padre? Tuo padre, cosa dice? Tuo padre, sì, ho capito, mio padre, cosa dice? Guarda, dopo una vita insieme, poco, si sono ambosciati. Se Guerzino me lo ricordo, sì. Ma ora dov'è? Da tuo fratello o da tua sorella? Ma guarda, è rimasto qualche giorno da mio zio che l'ha voluto tenere con lui. Ma adesso, appena vedo Caterina, decidiamo che cosa vogliamo fare. Con Caterina? Con Caterina? E perché con tuo fratello non discutete? Sì, con quella moglie che si ritrova. Lui non può mica decidere, sai. Le nuore sono nuore e i figli sono figli. Il mondo sarà sempre così, sai. Sì, però secondo me vi conviene dirglielo, sì, vi conviene. Se no prendono la scusa e dicono, voi non avete detto niente. È vero, sai, Sarina. Va bene, adesso parlo con mia sorella e dico che dobbiamo parlare con Luca e sì, con quella di mia cognata, di Irene. E poi come vogliono fare faremo. Matilde, io mi sono permessa di dire queste cose perché da tanti anni che ci conosciamo, ci siamo sempre rispettati. Pensa, qualcuno dice che mi vuole intromettere.
Mamma Savina, ma sei ancora qua? Ma a casa tua non hai niente da fare? Oh, se non sapessi che scherzi, ci rimarrei veramente male. Sì. Ora vado, ma poi torno e se hai bisogno, basta bussare. Ma c'è, basta bussare. Fatto bene che l'unica che bussa in questa casa sei sempre tu. Oh, ciao, Franchino. Ciao. Io vado, basta bussare. Basta bussare. Ma a me dà un fastidio quando mi tocca così quella lì. Senti, Franco, io cerco di dirle che scherzi e cerco anche di fargli... di non E fargli tu capire sbagli, niente. e tu sbagli. Perché quella lì, veleno nel latte non ce lo metteva, ma che chissà che cos'altro ci ha messo dentro. Altro che mal di pancia poi. Senti, basta adesso. Piuttosto dimmi dove sei andato prima, Dal nonno mi ha dato 10.000 lire. Ti ha dato 10.000 lire. Oh, povero uomo, anche lui adesso lo sta vedendo. Tu proprio adesso devi arrivare. Tu lo sai che io arrivo sempre al momento giusto. Dormito male, vuoi un po' di caffè, qualcosa? Capitano, ce ne sono? No, guarda, per adesso niente, ma adesso guarda, parlo con Caterina e vediamo di fare questa riunione, perché veramente ci sono un sacco di cose da dire. Certo. Ecco, dammi una mano. Mamma, sai che forse il nonno sta con noi? Con noi? Matilde? Con noi? No, no, dico, perché con tua sorella no? O con tuo fratello Luca no? No, ma scusa, pensa una cosa, se il nonno sta con noi, la pensione la sta a noi. Ma stai zitto tu. La pensione. Con noi. Padre di tutti e tre. E i sacrifici li dobbiamo fare tutti e tre. Io voglio essere presente, perché tu quando Mario vorrebbe fare tutto, lo conosco quello lì. A me sembra che il più furbo di tutti è il nonno. Dai, su, dammi un po' di... Perché? Papà, mamma, devo dire una cosa. Lo zio e la zia dicevano che se non si trova un accordo ci saranno dei litigi per quel pezzo di terreno. Oh signore, adesso che mia sorella è uscita di testa. Senti, facciamo sta riunione, perché... Già, adesso a me il figlio mi diventerà grosso così. Lo zio diceva anche che il nonno i soldi da parte non ne ha, per cui a te interessa tenerselo. Anche è vero che la pensione sembra la prende, ti sembra poco. Quindi secondo me se sta con noi... Basta, mi è passata anche la fame. E anche a me. Senti, Matilde, sparchiamo e vediamo di concretizzare subito. Io vado a finire di preparare, vediamo di fare sta Una cosa. volta io faccio colazione. Senti, scusa, ma tu come hai sentito queste cose? Me lo vuoi dire? Ieri ero al computer di mia cugina e lo zio e la zia parlavano e io insomma ascoltavo. Ma perché? Scusa, ma almeno potevi dirlo dopo che avevamo fatto colazione, almeno avevamo qualcosa nello stomaco. Mia madre è una settimana che è morta e già ci sono le discussioni a distanza. Figurati quando siamo tutti vicini. Senti Franco, fammi un favore. Tu adesso vai dalla zia Caterina e chiamate lo zio Luca e gli dite di venire subito qua. Facciamo sta benedetta riunione, Fammi il favore. Vai. Speriamo che il Signore ce la mandi buona. Perché se non troviamo una soluzione, mio padre finisce all'ospizio. Ecco io. Matilde, Oh Caterina, oh Caterina, ti prego. Non abbandoniamo, papà, non abbandoniamo. Matilde, ma chi dice il contrario? Ora
non facciamo ridere nessuno, che sono tutti lì che aspettano che noi li tiriamo. E meno male che non ci sono proprietà, perché se no guarda. Ah, ma questo è il fatto. Cioè, siccome il vecchio non ha lasciato niente, adesso non sappiamo chi se lo prende. Veramente? Un pezzettino di genere non c'è, capito? Un pezzettino di terreno, ma se sono 4 piante di pere tutte erbacce, ma per favore. Senti, guarda che c'è anche una casetta, Una casa, uno chalet, ma se sono 4 assi di legno messi insieme, senza il bate, che quando uno li scappa deve anche uscire e scavare la fossa. Qua. Questa mi sembra la casa dei sofferenti, la casa dei ricordi, la casa delle conferenze. Tutto qui. Quanto prendi, anzi, piuttosto, che devi darti una mossa e fai qualcosa, scorreggia. Tempo 10 minuti e siamo indietro, 10 minuti di agonia. 10 minuti. Adesso arrivano i guai. Lo so io. Sicuramente si decide che me lo devo tenere io. E la pensione la vogliono pure loro. Potremmo fare anche testa croce. Certo che mia cognata Caterina e suo marito Mario Sky. Per non parlare poi di Luca e di quella Vivera di Teresa. Oh, il figlio del cuore, Si potrebbe fare anche un mese per ciascuno. Già, e chi comincia? Sicuramente io, dato che mia moglie è la figlia maggiore. Ma io, se avessi avuto mio papà qui dentro, io gliel'avrei detto: papà, guarda, mi dispiace, non c'è posto. E lui, persona intelligente, avrebbe capito. Invece no, mio suocero non capisce, poi io non lo sopporto tanto capriccioso, non lo sopporto. E basta. Gaggio, sei solo? Ti pare? Sono andato a giocare a nascondino. No, sei solo! Oh, brava! Come mai sei solo? Come mai? Tra 10 minuti arriva tutto il suocero. Oh, Madonna Santa, avete già deciso, me lo tenete voi! Io l'ho detto a tua moglie, non date occasione alla gente, non fate ridere nessuno perché anche noi invecchieremo. No, sai. Tanti mi domandano, dove si tiene questo vecchietto? Non ho fatto in tempo a tornare da Torino? Ma già tutti sparano! No, Sarina, veramente mi fai parlare. Mi stai facendo scoppiare la testa. Ancora non sappiamo niente. Vieni domani se vuoi sapere qualcosa. Oh, Madonna Santa, fino a domani! Cosa ci dico io ai vicini? Ciao Sarina! Ciao, Franchino! Ho sentito dire che domandano sempre a te. Cosa ci vuoi fare? Sei peggio di un ufficio informazioni. Però, Franchino, se non è tu vieni qua. Hai voglia di mangiare? Ma smettila Sarina, ma che mangia? Io non voglio niente, sono grande ormai. Oh, per me sì. E quante volte ti sei addormentata su queste gambe? Quante volte? Papà, ma mi avete cresciuto voi o lei? Che soldi, amore. Oh, papà, c'è ancora qualche valigia da sistemare. Brava, sistemale bene. Ma poi Dopo. ciao, Dia. Ciao, ciao. Arrivederci. A dopo. Addio. Papà, mangiamo qualcosa? Io non lo faccio. Una volta che a me viene fame, voi niente. In questa casa siamo tutti sballati. Franco, abbi pazienza. Tra 10 minuti arriva tuo nonno. Già, hai detto tutto. Ma non solo. Arrivano la zia Caterina e lo zio Mario.
Arriva lo zio Luca con la zia Irene. Sì, ho capito, tutto il reggimento, papà. Pazienza, su. Senti, ma piuttosto, ma tu che dici? Che se ci teniamo il vecchietto, noi davvero ci guadagniamo? Beh, ma scusa papà, la pensione ti sembra poco? Pensa solo a una cosa. I soldi invece che chiederli a te, li chiederei al nonno. E poi cosa se ne fanno con tutta la pensione? Secondo me la darà tutta a te e alla mamma. Infatti ci avevo pensato. Beh, comunque, tu posso dire che sono quei per Però tu stai attento perché sono tutti furbi. Ecco il nonno. Non lo posso sedere, quella voglio, Sì? bravo, Certo. Prego. Senti Franco, fammi un favore, vai in camera, vedi cosa devi fare, perché appena siamo qui si crea una gran confusione. Già siamo confusi, non confusi. tu da una vita che sei fuso tu, è meglio che vediamo, perché se penso a mia moglie Carmela, Faccio io parte della famiglia. è meglio guarda. Togli quella schifezza da quadro, vai, e appendici a nonna, vai. Come? Appendici a nonna, dopo zucchero qua. Via. Appendici a nonna, bravo. Franco, dopo vai di là. Fai il dato che ci cominciano a litigare, poi mi sono Beata mia cugina che è andata 3 mesi a Parigi e non vede tutte queste scene, io vado davvero di là. Senti papà, ascolta. Vuoi qualche cosa? Oh, mente poi. Vorrei solo morire, Adesso no! Perché potrebbero arrivare tra 10 minuti gli altri 2 fratelli, poi pensano che l'abbiamo fatto morire noi, Ascolta, tu devi decidere che cosa vuoi fare, con chi vuoi stare. ma io anche da solo potrei stare, ma voi mi volete, siete delicati e affettuosi, che ce lo può fare io, Papà, ma i figli perché ci sono, se no? Comunque, decidete voi, appena avete deciso, io vi do la mia benedizione, Ci assolve di tutti i peccati. Viaggio, ma tu che pensi, Io è troppo tempo che non penso. E allora ve lo fuso sei, non lo vedo io. È arrivata Caterina. Non vado a capire. Caterina, vieni. Oh, Mario, Papà, come ti senti? Ancora è presto per dirlo, ma sei stato? Tu invece sei riposatissimo, No, ma si vede dalla faccia. Scusami Matilde, come mai il fratello Luca ancora non si vede? Ma a quello la discussione non interessa. Lo sapete tutti, fate finta di niente. Ha ragione mio cognato Biagio. Sì, perché quelli che piangiamo qua dentro siamo sempre io e mio cognato Biagio. Guarda che la vita Poggio è fallita, Eppure da un pezzo. Tu poi per piangerti addosso sei specializzato, guarda. Lo vedi? Siamo tutti qui riuniti per te. Hai capito? E tu pare che sono un bambino? Basta che non posso fare, È arrivata la
cominciare, Hai ragione, cognato. Oh, tu stasera mi stai lisciando troppo il pelo, Visto che ci siamo tutti, ognuno dice la sua, così mettiamo insieme tutti i pareri, E la frittata è fatta. Hai ragione. Dove va? Irene, cara, vuoi cominciare tu? E che bisogno c'è che cominci io? Gli interessati nei corpi siete voi, no? Noi siamo qui per la presenza, vero Luca? Parla anche tu. Sì, no, allora, noi siamo qua, no? Sì, ho capito Luca, comincio io. Sentite ragazzi, questa sera dobbiamo decidere tutto quanto. Adesso che la povera mamma è morta, chi si tiene papà? E questo già lo sapevamo, Io e mio marito Biagio non abbiamo nulla in contrario. Ma primo perché è mio padre, però siamo tre. Sì, vero Luca? E i sacrifici bisogna farli tutti e tre. È giusto. I sacrifici bisogna farli tutti e tre. Mettiamoci d'accordo, no? Troviamo una soluzione, ma io penso che tu, Irene... No, lo sapete tutti come sono combinata io, vero Luca? Io e i miei, lo dico io, e sono malati. E insomma, Luca, dillo anche tu. Siamo sposini e se decidessimo di avere dei figli, insomma, la casa è anche piccola, no? Vero Luca? Ma io penso... E poi i bambini diventerebbero due, perché insomma i vecchietti si sa, diventano come bambini. Io porto tanto rispetto a mio suocero, però Luca insomma, parla tu. Parla. Ma io penso che voi siete più liberi, che ci sapete fare meglio. Ma tu papà cosa dici? Io non vedo bene. Ah, basta che non vado fare, Ah, Irene, ricordati che è sempre il padre tuo marito. Sì, tu ricordati che anche il padre di tua moglie. Niente meno che qui stasera lo volete accollare a me. Oh, questa sera dobbiamo stabilire tutto, dobbiamo mettere i puntini sulle i oggi. E domani, quando non capiterà più, vabbè, ci sono delle spese, ci sono delle spese da affrontare. Ma è ovvio che queste cose ci pensiamo tutti, dato che la pensionata dividiamo. Che dividiamo? Tu hai una vita che mangi più di tutti, ma guarda che hai ragione, finiscila quella ragione. Mamma mia. Hai visto? Appena si parla di soldi, tac, che se la prendono con noi. Meno male che la cattiva qui dentro sono io. Oh, sentite, calmiamoci qua dentro. Senti, Caterina, cosa dici se facciamo un po' per ciascuno? Cosa ne pensi? Sì, tu cosa dici, Mario? L'idea è buona, visto che siamo in tre. Insomma, Luca, di qualcosa che tu. Mario, sai che la mia casa è la più piccola di tutte. Papà merita di stare bello comodo. Insomma, ragazzi, se ve lo tenete voi, noi siamo sempre a disposizione, no? Insomma, Quando c'è da prendere, Non fosse mai mancato di rispetto? No, mai, per il tempo che ci vediamo. Beh, lasciamo stare Luca, o meglio, Irene, e vediamo cosa possiamo fare io e te, cara sorella. Io lo sapevo. Hai ragione, cognato. E voi che dite? Io non vinto meglio, sono problemi voi. Basta che non vado fare e che sto comodo, servito, riverito, sereno e coccolato.
Io non conto niente. E quando mai hai contato qualche cosa? Matilde, cosa facciamo? Per rendere ciascuno? Ma forse guarda, meglio E che cosa dici tu, Piaggio? Finalmente mi interpendi, Un mese, un mese. Bravo, sia meglio perché i giorni si buttano pesanti, Meno male. Sono proprio contento che ci siamo messi d'accordo. Questo prezzo. Sì, vabbè, dai, andiamo perché guarda, io devo anche passare dai miei, perciò andiamo. Sì, aspetta, ti saluto papà. Papà, ti saluto. ciao, Luigi. Però mi raccomando, ricordati, quello che conta è il cuore. Pure un fenomeno. Quando stia bene si fa già la sua. E allora arrivederci, fai. Ciao, ciao. Ma dico, ma l'avete vista? Tempo una settimana e si è tolta il lutto. E si sono lavate le mani. Hai ragione. È finita. Porco cognato. Finitela di scherzare, insomma. Sentite, piuttosto dobbiamo decidere adesso chi comincia, ascolta. Vuoi decidere tu? No, io non decido niente. Avete deciso tutto voi, ho deciso pure questa, la salsiccia è fatta, Allora, se facciamo testo croce. Testo Sono croce. diventato, speriamo che non esce croce, se no non incrocio. Ci siamo messi d'accordo per decidere di tenerlo e dobbiamo metterci a litigare ora per decidere chi comincia. Ma inizi tu. Papà! Allora, adesso vieni con me e Matilde, andiamo di là che ti diamo una lavata, va bene? Ma che mi hai preso per un menomano? Giuseppe, benissimo! Ah, e andiamo. E intanto decidiamo tutto, l'importante è che io sto comodo, sereno, servito, riverito e coccolato. Ah! Andiamo, Cominciate a lavargli le spalle, è una bella cosa. E poi magari non shampoo di senti un po' dei tendoni, quando arrivi alla mia età, se ci arrivi. Ma che ne so, non so che si Devi dirmi niente. Io? Piaggio, se mi devi dire qualcosa, te la tieni. Sbagli ancora, hai torto. Dopo una giornata che mi dai ragione e adesso mi dai torto. Io lo so che ora pensi che noi ce lo teniamo più in furbo. Hai ragione, cognati. Visto, giusto? Io lo sapevo che pensare questo e ti do ragione. Ho capito, ha ragione la parola che sa dire io. Piuttosto, dobbiamo fare in modo che lui usa moglie non faccia i furbi. No, noi dobbiamo stare attenti al vecchietto, perché quello appena piglia i soldi per la pensione, li metti tutti da parte, sì, per lui, e poi dice, oh, poverino, quello vuole aiuto, e mette bocca, io è una vita che sono in difficoltà, una vita. Viaggio, io questo non lo permetto, sai.
sono disposto a litigare con mia moglie. Ah, sì, io. Marito e moglie hanno già mangiato troppo. La casa gliel'hanno fatta. Bravo. La macchina gliel'hanno comprata. Ma pure la macchina, io lo sapevo. Bene. Soldi a volontà ogni volta che arriva la pensione. Biagio, io non ho mai avuto niente. Tu niente, io meno di niente. E adesso in più me lo devo pure tenere. Figurati. Guarda, ormai siamo d'accordo. Abbiamo fatto un patto rispettivo. Assolutamente. Anzi, guarda, per sancire questo patto voglio offrire una grappa al mertullo. Ah, guarda. È una roba, l'ho fatta arrivare direttamente dal Trentino. Sentirai che buona. Il tonfo per mantenere sangue e tenere il fatto chiuso, viene ermetico. Basta. Dovrebbe costare. Oh, però mi raccomando, apri in bocca, Mi chiuso in bocca. Ma che profumino! Sentite il profumo di bughetto! Sento il bughetto arrivato! Dunque, allora papà questo mese sta con noi. Il mese prossimo che Caterina. Io lo sapevo che non... Sentite, scusate, ma voi di che cosa avete parlato? Ma tu lo sai che io e tuo marito parliamo poco. No, dico, ma ti pare che io mi metto a parlare con lui? Ma non avete scambiato neanche una parola. No, sì, beh, ci siamo detti che poi alla fine, stringi, tutto sommato, questo povero vecchietto con qualcuno che non sta. E poi è meglio così. Siamo riusciti in fondo a decidere senza litigio. Un po' Luca. Luca, lo sapete com'è? È un po' così, ma è troppo affezionato. Ma sì, lo sapete, mio fratello in fondo ha un cuore grande. Ogni tanto fa arrabbiare. E poi, se uno gli dà tanto... Poi lui vuole tanto. Smettetela di scherzare, insomma, Senti, guarda, Caterina, si è anche fatto tardi. Volete mangiare qualcosa con noi? Ah, ecco, bravo, speciale, ha fatto qualcosa da mangiare che ho fatto. Ma comincia già a comandare. No, Matilde, guarda, un sacco di cose da fare a casa mia. Ah, ecco, stasera in televisione c'è il pugilato e io me lo vedo. No, scusa, no, dite, no, scusi, no. Ah, no, 15 giorni che io aspetto la partita, questa sera, ma non se ne parla nemmeno. A me non mi piace la partita, mi piace il pugilato. Vedi come fa? Sempre. Ma senti, Bianco, cosa ti importa? Fagli vedere sto pugilato. Ma fatti pochi però, fatti Tanto io lo vedo. Papà? Papà? Noi? Io e Mario adesso andiamo, poi ci vediamo. Grazie! Senza gridare la prossima volta, Ma che facciamo? Ci vediamo tra un mese? No, ma che dite? Ma secondo voi stiamo un mese senza vederci? Mario, ascoltami bene. Oggi ne abbiamo 31. Ricordati che il mese inizia dal 31 e noi non vogliamo fare un giorno in più. Mario, me ne vado. Bene che scherzi, Biagio, dicelo. Sì, papà, sto scherzando. Ma questa volta sembrava chi diceva davvero! Ma sì, glielo ho detto, sto scherzando. Io voglio solamente stare sereno, servito, riverito e coccolato, Adesso me ne vado in camera mia.
vecchiare, che ci vogliono i piccioli. E questa sedia mi fa morire dal mal di schiena. Adesso mi faccio comprare una bella poltrona nuova. Sì. E io sono vecchietto, mi devono trattare bene. Devo stare comodo, anzi comodissimo. Quando ci sono loro, moscio, quando sto da solo, tesse. Moscio e tesse. E visto che non c'è nessuno, adesso mi chiedo un po' di grappetta di piace. Quello non me la dà mai a me. Caro piace, mai lasciare il vecchietto da solo. Che grappa è? È un mortello, ma che gusto è un mortello? Buona, bravo Piazza. Mi sento scaldare tutto. Ho esagerato, Quello Piazza se ne accorge. Ma il vecchietto bravo santo, sì, non si accorge. Insomma, Sei il nonno più bello del mondo. ho capito. Vuoi i soldi, Ma non ho appena ti saluto, pensi che voglio i soldi? Ho sbagliato, allora niente, da dove? Se mi vuoi dare qualcosa, Ho capito. non dico di no, a un vecchietto non si dice mai di Ho no. capito, mettele via, Grazie, E nonno. non lo spendere tu. Speriamo che campi altri 2 secoli, sei il nonno più bello del mondo. Adesso vado. E stai muto, non dire niente a nessuno. Muto. Oh, eccoci qua, Come ti senti oggi? Mi sento solo. Guarda papà che cosa c'è. Eccola qua la bella pensione. Fresca. E vedi tu che cosa devi fare? Cosa devo fare? Niente, cosa devo fare? Ma come vedi tu cosa devi fare? Ci saranno tante cose da fare. Una cosa. E allora, vediamo un po'. Controlliamo intanto se ci sono tutti. Perché non ci devono essere. Ci mancherebbe tutti. Che non vedo dare una bella controllata. Ma è caso che camminando per la strada, perché poi se n'è caduto. Capito? E meglio controllare. Controlliamo. Eccoci qua. Allora, e queste qua le mettiamo qua. Ecco. Adesso li facciamo di là. E queste qua le mettiamo qua. Poi c'è le tasche del zucchino. Io ci sono due. Queste qua le mettiamo qua. E tutto il sistema. Senti papà, si è fatto vedere qualcuno nel frattempo? Ma ancora no, ma ho l'impressione che qualcuno prima di sera arriva, non ti preoccupare. Vuoi mangiare qualcosa? No, non ho fame, grazie. Anzi, mangiate voi. Io vado a riposarmi perché mi sento mi brucia tutto lo stomaco. Io vado a riposare, Ci vediamo più tardi. Poverino, il nonno mi fa pena. Pena! Ma se sta meglio qui dentro che in un grande hotel! Pena! Ma imbecille! Chissà se quando diventerò vecchio io avrò tutte queste cure,
tutte queste attenzioni, E perché guardi me, scusami? sei il mio unico figlio, devo guardare. Io mio papà non lo capisco proprio, eh. Prende la pensione e se la vende tutta da parte. Oh, lui non capisce quante spese ci sono in una famiglia, altro che. Ma sì, ma mamma, ma non ci aveva fatto caso. In caso quello calcolato tutto, calcolato. Sentite, dai, apparecchiamo quel preso il pollo e giusto. andiamo di mangiare. Vediamo se almeno mangiare. Ma fai qualcosa ogni tanto, alzati, sempre a leggere i giornaletti. No, ma quello, guarda, giornaletti, Dai. ti aiuto, giornaletti. Poi a scuola si vedono i risultati, Matilde! Cosa c'è? Ma come cosa c'è? Ma quella bottiglia della grappa è aperta, intanto! Ma non cominciare che tu adesso... Ma tu lo sai che perdi tutto il sapore! Sicuramente non c'è. Ma si perde il sapore, si perde! Senti, piuttosto, vieni a sentire. Sedetevi e vediamo di mangiare qualcosa di tutto, Almeno una volta in tanto che siamo qui tranquilli e riusciamo a mangiare. Marco, vai a rispondere. Vai a rispondere. Arriva vicino. Pronto? Sì, ciao zio! Sì, la mamma è qui! Certo, ci siamo tutti! Sì, che la passo! No, figurati! Lo zio non chiama! Ciao Luca! Ma certo, sta bene papà! Oh certo, sì! No, non c'è bisogno di niente Luca, no, non è il caso! Ma no, non è il caso che vieni! Vabbè Luca, ma perché devi insistere? Vabbè, se devi passare, passa, cosa vuoi che ti dica? Va bene, ciao! Io lo sapevo che oggi qualcuno sarebbe arrivato qua. Ma sai che il giorno preciso della pensione? Ma dico, qualche amico alla vostra? Finalmente, che bello! Adesso siamo tutti a tavola e possiamo mangiare! Finalmente! Finalmente mangiamo un pochino perché qua... Buon appetito, È tutto a noi, ci stiamo tenendo noi! Veramente per adesso. Che prima di muoviamo tutti si salva solo lo zio Luca! Basta. Io me ne vado a fare una passeggiata perché la testa mi sta scoppiando. Papà, io vengo con te, che mi scoppia la parte! guarda che situazione, ma tu guarda se se ne devono andare di là che non faccio così contenta. Non posso più. Voi non mi volete, io sono... Non pare che sono il bambino, Senti papà, tu devi capire che io sulle spalle ho una famiglia. Tu ti lamenti che dove dormi il materasso sprofonda e che non c'è la televisione e che la sedia scricchiola. Lo sai come ho tagliato le carte? Ma vuoi anche fare lo spiritoso adesso? Va bene, Ti basta, ho capito. Ora vado in camera mia e non esco più. Perché non siete in grado di rispettare un anziano. Ecco perché. Vai. Me ne vado. Ha ragione mio figlio Franco. Lui capace e a noi ci sotterra tutti quanti. Vieni Luca, avanti. Ciao Matilde. Ciao.
senti papà, Tutto bene? Sento, mi sento solo, non mi sento. Matilde, ma cos'hai? Cos'ho? Papà, ma cosa fai? Capriccioso? Lo stizzoso? Stizzoso? Stizzoso a me? Questa parola non me l'avete mai detto. Qua dentro non ti manca niente, Sì, niente. Vero spizzoso sta diventando. Sento un po', piuttosto questo nipotino. Arriva o non arriva? Papà, ci stiamo provando. Prova. Ma non esagerare, se no ti perisci. Ti sta chiamando il telegiornale, telesalino, vai. Sta chiamando il telegiornale. Visto che sei tutto sciupato, sì, ti approfitto di questo benditino, guarda qua. Questi mettono la tavola e se ne vanno, non ti capisci? Quello viaggia tutto strano, mettono in tavola e se ne vanno. Approfitta, ne mangia, che è tutto buono. E mangia quello che vuoi. E versa un po' di vino a tuo padre, vai. Bravo figlio. A chi l'hai pagato tu il vino? Non preoccupare. Alla salute, buono, mi piace, bravo. È buono, ti piace? Non vedo l'ora che arriva lo stipendio, papà. Lo so. I soldi sono già finiti. Devi dire a tua moglie di tenerli sui stretti, Ho capito. Vieni, va. Mettete via. Oh! Ma hai preso la pensione? Guarda un po'. Mettete via prima che arriva tua sorella, mettete via. Volevo tanto di più, ma ti do tanto per quella parola stizzoso, non mi piace. Ma come te la passi, papà? Mi servirebbero tante cose, la poltrona, la televisione, il materasso, le carte. Papà, se fossi con te, te le darei io tutte queste cose. Con i soldi miei. Oh, lo so. E che fai? Devi preparare la valigia, Allora, Santo, con tua figlia te la passi magnificamente. Speriamo che anche con Caterina te la passi allo stesso modo. Anche se dicono che Matilde è più disponibile. Però nel vicinato si dice che il figlio del cuore è Luchino, sì. Le persone sono maligne. Sarina, guarda, meno male che mio padre non ha da parte soldi. No, ma scusa, anche se li avesse avuti, noi non avremmo litigato come fanno tante famiglie. È vero, voi siete una famiglia unita, sì, quei figli d'oro. Io adesso però purtroppo devo andare perché ho un bisogno impellente. A proposito, guarda che deve venire padre Angelo che mi deve confessare 2 giorni che lo aspetto. Anzi Luca, come mai? Ricordagli che deve passare, che lo sto aspettando, Ma Santo, aspetta. Che c'è? Dimmi, parla. Che peccati hai, Luca? Peccato di gioventù, non ti preoccupare. Luca, dai. Ma che te so... Viva... minchia andare. Ma allora, Matilde,
far digerire, sì, Allora se ne sta, ti dico che la grappa ti fa male. Ti metti il ceramento da testa. Che dici, Santo, tu non mi conosci bene, io la reggo bene la grappa. E poi mica che devo bere una bottiglia, un'antica la devo bere. Portatemi un po' di grappa, grazie. Vabbè, fate come volete, io vi ho avvisato. Non è buono, non state niente. Bruttino, ma che costo è? Scusa, se lui vuole la grappa, ma perché devi insistere? Assaggiamo. Io sono vecchio, voi non volete ascoltare i consigli di un anziano. Io dico che è meglio il caffè. Grazie, Matilde. Cercate di farmi vedere a me. Ha ragione, padre Angelo, ma che vuole? Abbiamo avuto un sacco di impicci. Capisco. Non sapevo non ti doveva tenermi. Che prima che si sono messi d'accordo. Vedi, Santo, io conosco tutti in questo paese. Ah sì? E so tutto di tutti. Io allora raccontatemi qualche cosa. È impossibile. Perché? Segreto della confessione inviolabile. E quando cominci a parlare con quel gatto mi fa venire mal di testa, Padre Angelo, per favore, spiegatemi che cosa vuol dire inviolabile, perché sennò lui si nervosisce. Che vuol dire? Inviolabile significa che se tu ti vieni a confessare, io non posso dire a nessuno quello che tu mi hai detto, capisci? Ma a nessuno? A nessuno. Ma dove ci puntano una lupara al petto, No, mancano se ci puntano una lupara, ci mancherebbe, Nessuno lascia bene. E tutti sacerdote fanno così, sacerdote. Ma certo, tutti fanno così, ci mancherebbe. Ho capito. Poco di pancia, parlo poco di pancia, bravo. Fate caso a quello che dice mio padre. Senti un po', dobbiamo essere soli. Soli. Ma da dove cominciamo, Senti, comincia da dove vuoi, insomma, Sentite, allora io vado da Sarina, Certo. Guardi, padre Angelo, che qui in questa casa non ci manca niente, la poltrona, il materasso, le gambe. Ma scusate, padre Angelo, ma poi vi vedo? E non lo so, perché in realtà devo andare da una famiglia che mi sta aspettando e quindi non so, sai. Beh, allora vi saluto ora, Certo, arrivederci, E tu papà mi raccomando. Senti, Santo, me la fai bere sta grappa che è mezz'ora che la devo assaggiare o no? Però perché poi quando non tieni questa grappa, chi se ne frega, bevi. Che c'è, Sai che ti dico, Santo? Lo dici, Forse avevi ragione tu. Era meglio il caffè. L'ho detto, non è buono, ascoltare. Questa grappa non sa di Non fate niente. niente, per forza, quello è viaggio, va a comprare queste grappe sofisticate, un portino, ma che tutto è? Quello ci mettono l'acqua dentro e se lo buttano, e quello è. Bravo, questa grappa sa di acqua. Devo ascoltare, ma io devo fare. Dovevi confessare, no? Allora. Sì, mi devo liberare di quello che ho dentro la mia pancia, Allora, cerchiamo, dai, vediamo. Scusate, padre Angelo. Papà, ascoltami, E ma c'è? le lenticchie, come le vuoi? Senti un po'. Le lenticchie, parla come vuoi tu, passale, strofinale, come vuoi, non me ne frega niente, basta che non entri più. Mi sta facendo dimenticare il peccato. Questa sera mi mangio un panino che salsiccia e mi corre. Quanto ti pensi? E quando me lo rompe, continua ad andare avanti e indietro. Ma tu non ti devi agitare. Quella si preoccupa, capisci? Oh, dimmi tutto, dai, dimmi. Che c'è, sai? Che è successo? Dormi, non dici più niente. Sto vedendo sempre un'altra volta, no. Dai, zitto. Ma come va di corsa? Santo, ma ti vedo bello teso, zitto. E che gridi? Cosa gridi? Ma
Bene, do fastidio, s'azzuffano per sta misera pensione. Un materasso che affonda. Le carte sono napoletane, non le capisco. Ma senti, mica ti possono comprare tutto quello che vuoi, Ma per carità, ma con i soldi miei dovrebbero farlo. Alla mia età mi dovrebbero coccolare come un neonato. E invece sono da piccolo. Senti, se ti trattano male, parlo io con i tuoi figli, No, per carità, ma che parli? Lascia stare, mi metti nei guai. Allora parlo con i tuoi geni. No, peggio, quelle si azzuffano con le mogli, niente da fare. Sembra una bandiera, sembra, un mese in questa casa, un mese in un'altra casa. E meno male che non ho 5 figli. Senti, Santo, se ci sono interessi, io non lo permetto, vedi? Dovrebbero trattarti bene, coccolarti, amarti, proprio come un padre, capito? Bravo, così mi fa piacere, bravo, E ti dico anche di pregare, e che il Signore illumini la nostra mente e quelle dei tuoi cari, e vedrai che tutto si sistemerà. E pregando, prima che il Signore mi illumini, io morto sono. Adesso la situazione la risolvo io. Sì, Cioè, ho un piano nella mente. un piano. E sentiamo questo piano, Ma siamo sempre sotto conversione, sì. Che c'è? E la conversione è Inviolabile. Dove state dicendo? Non lo dico. Adesso io ci dico a mia figlia che ho 30 milioni. 100 milioni, complimenti. Ma che complimenti, per finta, mica per davvero, complimenti. Faccio capire che io e mia moglie raccoglievamo e scingevamo da tutte le parti, e che questo segreto doveva sapersi solo alla morte mia o di mia moglie. E guarda caso pure tua moglie prima. Ma che c'entra quando mica lo deciso io, faccio la non so, vedi a me, bravo, Io ci dico a Matilda, a chi rispetta di più, alla mia morte, avrà di più. Levando le spese per la bara, il funerale, la messa, proposto, trattami bene, fammi un buon prezzo, Tanto io non mi sento di sentire questi imbrogli, va bene? Adesso parlo io con i tuoi figli e sistemiamo tutto. No! E tu non parli proprio con nessuno. Siamo sotto conversione. E la mano di Dio si poserebbe sopra questa spalla. Ma quale su questa E spalla? allora sopra questa. Senti, Santo, finiscila. Cerca di non farlo. E speriamo che il Signore ti illumini, va bene? Pure io lo spero, perché la mia stanza al buio è. Ora io devo andare perché ho un appuntamento. Stai attento, pensaci su e se hai bisogno chiamami, va bene? Ho capito, Ciao. Ciao, ho capito. Parroco di pancia. Questo è un parroco d'oro, con la faccia di bronzo però, Ah no, Che c'è? Che vuoi? 10.000 lire e non dico niente a nessuno. Ma tu sempre qua stai, Io ho sentito tutto e Bravo. sai, io non sono un sacerdote. E questo non è inviolabile, Ho capito. Tieni i soldi, Grazie. E non Sei lo il nonno più bello del mondo. Ho capito. Ora vado. Vai. Ciao. E cerca di stare muto, non parlare. O finisci. Bravo. Guarda, tu sei sempre qua, Questo parroco mi ha fatto sudare. Ma io gliela devo convenare a tutte e tre. Lucchino lo lascerei, però. Tu che dici, Cammela? Lo lasciamo Lucchino, No, anche lui, bravo, anche lui. Papà, sono Caterina, sei in casa? Ciao, di santo. Vieni Caterina, vieni, sono qua, vieni. Papà, Ma stavi parlando da solo? che parlando da solo, stavo pregavo per voi. Papà, Ma mia sorella Matilde, ti lascio da solo? mi lascia da solo, sono solo. È andata dal telegiornale, guardala qua.
benissimo, Vieni qua vicino a papà, vieni qua. Vieni qua, vieni a papà. Senti, guarda, tu lo sai che quando Biagio arriva io devo preparare da mangiare. Se lui arriva e non trova pronto, lui si arrabbia, E lo tu sai. non ti preoccupare, che quando Biagio sa quello che ti devo dire, vedete che si calma subito, Vieni qua, mettiti qua. Allora Matilde, Sentiamo. tu sei la figlia più grande, la più sensibile, la più costante. C'è papà, insomma. Non mi pare premuovo, un po' di filosofia ci vuole, che dici? Allora, io e tua madre, con tanti sacrifici, raccoglievamo e stringevamo da tutte le parti. E abbiamo messo da parte... Soldi? No, fico d'India! Abbiamo raccolto un camion di fico d'India! Quando dici, ma perché? Te lo dico io, mentre che domani hanno bisogno un po' di conserva, se la trovo! Che stai dicendo? No! Allora, Sì, dimmi papà. tua madre ha detto, alla nostra morte, anche se i figli sono tutti uguali, a chi rispetta di più avrà di più. Giusto papà, lo vedi che io sono tutta per te. Lo vedo, lo vedo. Figurati che avevo anche detto a Biagio di comprarti le carte. Brava. Paparino. E poi a sta materasso, la televisione, la poltrona, brava. Papà, un pochino per volta ti compriamo tutto, Allora, io e tua madre abbiamo messo da parte 30 milioni! 30 milioni! 30 milioni! Sei venuta la bella d'ora, Ma sarete un Ascolta papà, adesso vado a comprarti una bella fettina di filetto che ho un sacco di tempo che non la mangi, lascia stare. Vedi che tua sorella non sa niente, No. E neanche tuo fratello. E io non ho nessuna intenzione di dirglielo, Niente. Lo dico a te, perché sei la figlia più grande. Papà, certo, se questa è la tua volontà, ma ci mancherebbe papà. Devi dirlo solamente a Biagino, A Biagio lo devi dire. Ora però mi vado a riposare, perché questo domani mi ha fatto venire mal di schiena. Papà, ascolta, puoi riposarti nella mia camera. No, Ci metterà sotto bene, non stai ti bello comodo. preoccupare. Ormai domani sono da tua sorella, il mese prossimo me lo fai trovare, È la prima, è Sì, però se mio fratello e mia sorella non vengono a sapere, che cosa vogliono pensare? Che voglio fare la firma. Ma tu guarda che situazione mi sono trovata. Tu guarda la situazione che io Ma ti sei ammattito tutto d'un tratto, E meno male che è l'ultimo giorno! Sì, ma tutto cose lo griderei che è l'ultimo giorno! Vieni qui, vogliamo parlare. Tempo a tornare a casa che quello di là comincia! Sparacchiare e devo dire che non si mangia neanche oggi. Senti che dobbiamo parlare. Meno male che... Senti, Franco, fammi un favore. Vai di là a fare il camerino, No, poi mi riempie di Senti, sputi. per io non favore, faccio. vai, non ti prendi di soldi, altro che Senti, scusa. dare anche i soldi, però mi riempie di sputi. Vabbè, vado, guarda. Combinati bene qua dentro! Sì, guarda, Biagio, siediti che dobbiamo parlare. Ti ho detto siediti che dobbiamo parlare. Ma sei mezz'ora che sono seduto! Biagio, noi siamo... E nessuno lo sa. Mio papà ha tre... Ma la tremarella! Madonna, la tremarella! Lo sapevo! Siamo ricchi. Perché? Cos'ha? Ha 30 milioni! 30 milioni! Ha vinto allora!
deve stare comodo. Con la bocca niente, commesso, col sedere. Quante storie mi ha fatto i decenni. Chiama di venticennia. Stavo pensando una cosa. Con il soldo della pensione, ma le do, così mi comprate la televisione. Prendere, piano, prendere. Mi ha detto che voleva comprarti la televisione. Ma sì. È da ieri che ne parliamo. Sono contento, E anche io sono contenta. E lui piace, è contento. Io sono contento. perché sono contento io. Quando lei è contento, siamo contenti tutti. Bravo, meglio così, perché quando c'è contentezza si canta di più. Questo ci sotterra. Non ho capito cosa hai detto. No, no, niente, dico, mi dispiace che il mese sia finito, Ma non ti preoccupare. Il mese prossimo ancora quarto, non ti preoccupare. Dai, la compro io la pensione. Vero, da mo' che ne parliamo. Sì, guarda, mi sono emozionato, vado in camera mia perché mi sono emozionato, io non insisto più, va bene. Ma lavora a colori. E certo, che prendiamo una televisione nuova in bianco e nero, Il telecomando lo vuole? manco per disturbarvi per cambiare canale, no, ci mancherebbe. Ah, non vi scordate la poltrona, e il materasso. Ma certo papà, da tanto che lui me lo dice. Oh! Sei venuto qui che me lo Bravo! dice. Allora io vado in camera mia perché sono un po' emozionato. Ciao papà, che bello. Scusa, capite? Ma dico, almeno i soldi per la poltrona potevi farteli dare, lo sai che ci possiamo permettere tutto a rate. Pazienza, ma pensa ai soldi che prendiamo dopo. Adesso gli compriamo la televisione e poi il resto lo prendiamo il prossimo mese. Speriamo. Però. È permesso. Ho visto Franco entrare nel negozio di elettrodomestici. Mi comprerebbe il televisore nuovo. Curiosa pettegola, pure indovina. No, ci facciamo un netto di prosciutto cotto. Ma certo, sì, Salina, sì. Ci siamo voluti fare un regaluccio. Un regaluccio da 24 pollici. Complimenti, complimenti. Complimenti! Ma io come fa a sapere tutto prima? Deve essere fatto. Vai, Biagio, vai. Deve essere un televisore. Certo non è prosciutto cotto. Speriamo che non ha dimenticato le carte. E speriamo che tu magari ti dimentichi la strada per arrivare a casa mia. Cosa ho detto di male? Mi tratta sempre come una povera scema. È che in questo periodo lui sai come è un po' Ma nervoso. dovrebbe essere contento, no? Santo va via e per un mese respirate un po', non è così? Vabbè. Io adesso vado e magari torno più tardi. Ciao, ciao. Ma dove sei? Sparisci! Io non la sopporto quella donna, non la sopporto. Papà, le carte. Si è ricordato, pettegola! Ah, bravi, che bello! E quando canale
cominciano a mangiare. Sono emozionato. Adesso vado in camera mia, fanno una mia cioccolattina. Carmela, anche le carte mi hanno comprato, Carmela, anche le carte. Carmela, anche il televisore le Madonna, io la verità, noi qua dentro stiamo morendo di fame. Scusami un attimo, ma ci ha fatto almeno uno Come no? Fra 3 anni finiamo di scontare. Ah, Biagio, non vi preoccupate, la poltrona e il materasso me lo fate trovare al mese prossimo quando torno, Cerchiamo di fare il meno rumore possibile, perché poi lui è capriccioso e finisce che noi perdiamo la pazienza, È veramente... Una televisione, ho pensato di salire un momento. Speravo di trovare già tuo padre. Sta riposando, Sarina. Oh, peccato! Volevo scambiare 4 chiacchiere. Le 4 chiacchiere sono 2 ore di discussione stasera. Ma allora da oggi in poi ve lo tenete voi. Ma come mai non fate 6 mesi ciascuno? Come mai? Serena, ma lascia stare le cose come sono, non intromettiti per favore. Che già qua dentro insomma, guarda, siamo già. Poverino, avete un padre che è troppo buono. Un pezzo di pane, un pezzo di pane. Pezzo di pane. Se uno si mangia un pezzo di pane come questo, gli cadono tutti i denti, mia cara. Bravo, Mario, ma che scherzi, Vieni qua che ti do un bacetto, vieni qua, Bravo, Marietto, bravo, Cominciamo con i bacetti, ora che arriva la fine delle mele ci si può andare. Che scena commovente che ho visto. Che suocero, Che genero, Quanto si vogliono bene. No. Dove le messo nella stanza? Allora io vado, la prendo e pago. Bravo Mario, vai a pagare, vai che tutto a freddo, vai. Santo, E che c'è? se viene a trovarti quella pettegola della signora Olga, non ci dire niente, non ci raccontare niente. Quanto vuole sapere e quanto parla. Tu invece no, Ma voi vi conoscete bene, no? Caterina, ti risulta che io sono una che parla troppo? Ma no, Sarina, solo cose giuste. Beh, Sarina, io vado a fare il letto a mio padre. Ci vediamo, Ciao, cara. cara, ciao. Adesso vado anch'io, perché ho messo a letto mio marito. E se si sveglia e non mi trova? E magari ti viene lontano. Finisce, vado, ma poi torno. Vengo a trovare. Ciao, Non Sara. troppo presto. Ciao. Un'altra cosa. Dimmi. E ho tuo figlio Luca. Una cosa di pensione. Dalla pure a lui, dall'altro lui. I figli sono tutti uguali, dalla pure a lui. Tu non ti preoccupare, stai tranquilla che io so quello che faccio. Va Non ti bene, preoccupare. Sandro, allora vado. Poi ti vengo a trovare. Sì. Ciao, Sandro. Ciao. Ciao.
se già dovessimo fare l'elenco di tutto quello che vuole, non ci basterebbe una penna per scrivere, una penna. Caterina! Hai un bacetto armadio da parte mia! Vedi di finirla di meglio così. Caterina! Che c'è, papà? Hai fatto un bacetto armadio! Ti ho detto, fallo finire. Papà, dormi, fatti un pisolino, E il risponde, Caterina, gliel'hai dato! Ma io che gli ho fatto? Papà, sì, te l'ho dato. E te ne manda uno pure lui. Che sono contento! Ma che avete con quelle facce? Ma è morto il nonno? Peggio, è ancora vivo questo. Mi sta per la campa. Ma lo sai che mia madre gli ha comprato la televisione, la poltrona? Lo vedi? Lo vedi che papà era la pensione? Forza, facciamo qualcosa. Ma, Franco, mia sorella non mi ha detto niente di queste cose, Quindi, mia cara, non ci fanno di queste confidenze. Ma sì, zio, forse mia mamma si è scordata. Senti, zia, visto che il nonno dorme, posso mangiare qua con voi? A casa nostra non ci faceva mai mangiare. Guarda, Franco, se vuoi ho preparato dei panini, accontenti. Caterina! Ecco, Caterina! neanche farlo apposta. Guarda un fazzoletto che compro raffreddato! Allora, Marco, io vado a prendere il fazzoletto per papà. Tu fate panini in tavola, così magari riusciamo a mangiare. Va bene, ecco, l'orecchietto. Guarda, dammi una mano. Guarda, ma che ti volevo dire? Ma questo mese no? Tratto dei soldi. Sì? Ah sì, ma ha dato 100.000 lire. Ah, 100.000 lire. Manca due bicchieri, prendi per favore, grazie. 100.000 lire, Sì. È un po' raffreddato, sai, si lamenta. Oh, finalmente. A casa nostra non si mangiava mai. buon appetito. Buon Buon appetito, appetito. Andate avanti voi, buon appetito, io me ne vado. Aspetta di dire no, la compagna, no, la compagna. Mi passo il pane, bevo una bella limonata che io qui dentro sto male, mia cara, vomito. Mario, per favore, rimani qua. Mario, almeno mangiamo insieme. Certo che in questa casa bisogna cambiare abitudini. Quando mia figlia Luisa si sposa, non si deve tenere nessuno in casa, altrimenti si rovina la vita, come sua madre. Caterina, non devo parlare. Non mangi nessuno. Bene, Caterina, quando viene Luisa, gliela dai, Ah, e non ti scordare il materasso e la poltrona. Guarda che tua sorella gli ha già comprato. Papà, se mia sorella ti ha fatto certi regali, evidentemente perché tu li hai aiutati. Lo sai che Mario prende poco di pensiero. Per favore, non mi far perdere la pace in famiglia. Va bene? Senti un po', Caterina, lo vuoi ascoltare un minuto? È andata qua vicino, vieni qua. Tu parla che io ti sento, Caterina, le carte le hai comprate? Ah, era questo il discorso. E che fai, cos'è? È proprio vero, i proverbi non sbagliano mai. Un padre campa 100 figli e 100 figli non riescono a campare un padre. Senti, papà, finisci e dimmi quello che mi devi dire, per favore, Senti un po', io ti dico questa cosa perché era la volontà di tua madre. Mia madre, Povera, lei sì che è una santa, guardala lì, una santa. Questa se la fanno beata. Ascoltami bene. Mi sto sedendo così, parli, mi dici quello che devi dire, dai, su parla. Allora,
Anche perché quando uno crea, spese ce ne sono state. E stringendo, abbiamo messo da parte 3. Abbiamo raccolto papà. 30 milioni. 30 milioni! Ma come papà 30 milioni? Ma come avete fatto? Oh mamma mia, 30 milioni! Io l'ho detto a te per prima perché sei la figlia più piccola. Ma allora non sa niente. Non sa niente nessuno e non gridare. E sono pure contento che tua sorella e Biagio mi hanno trattato con i guanti gialli. Mi hanno comprato la televisione, il materasso. Ma papà, pure io l'avevo pensato, Io se glielo dicevo, potevo pensare che mi trattavano bene per i soldi. E invece sono contento. Però poi forse glielo dico, E alla fine a chi merita di più avrà. Beh, ma adesso non pensare male se io ti compro il materasso e la televisione, La poltrona, le carte. Io lo so che le compravi lo stesso, non ti preoccupare. Ma io ti ho detto questa cosa perché sei la più piccola. Guarda, proprio ieri ho detto a Mario, dobbiamo fare un regalo a papà. E lui non se ne è fatto ripetere neanche una volta. Però era una risposta. E non ti preoccupare, quello che conta è il cuore. Ora mi vado a riposare perché questa poltrona forse devo trovare, ma fa solo venire il vomito. Anche Mario, quando si alza da questa poltrona, ha sempre mal di schiena. Sai cosa facciamo? La tagliamo in mezzo e ne compriamo una nuova, va bene? E anche tu stesso. È a posto. Papà, aspetta che ti accompagni. Caterina, Sono qua, sto dicendo mio padre. sistemalo bene. Sistemasse per le feste. E anche 1.000 lire di pensione. Ha sempre tutto a suo figlio Luca e a sua figlia Matilde. E Mario, niente. Mario, tutti questi nervi ti passeranno in un baleno. Come parli bene? In un baleno. Mario, Caterina. Vieni, Biagio. Permesso. Ma carissimo, ciao. Ciao. Mario. Ricordati. Carissimo. Ma che vuoi? Dopo un mese di sacrifici adesso effettivamente un po' di libertà se la stiamo prendendo. Ma piuttosto, il vecchietto dov'è? Stai riposando? Cosa? Ma Corio, su! Ma non fare questa faccia! Ma prendila con filosofia! Con filosofia! Voi intendete? Sì, hai ragione. Ogni giorno che passa si avvicina alla Sono io, papà! Vado un attimo a salutare. Con permesso, Arrivo, papà, arrivo! Guarda, senti, papà, l'ha chiamato papà? Che ruffiano di suocero. Prima dice che il genero più bravo sono io. E poi, appena sente la voce di Biagio, dice che è lui. Chissà. Stai tranquillo, che ancora non sai niente. Mario, questi nervi ti passeranno in un baleno. No, ma ti sei fissato con questo baleno tu. Senti, sai cosa ti dico? Non te la prendere. Vai pure di là, anche tu, e chiamala papà. No, ma tu sei impazzito, ma no, ma io non ci vado. A sonno. Però, qua dentro, perché mi pare più sereno, tranquillo. A casa mia invece, ragazzi, certe notte, certe... Mi dispiace, non sopportare.
Non me ne parlare. Vabbè ragazzi, io disturbo, mi fanno piacere, no? Ci mancherebbe, ciao. Salutami Matilde. Non mancherò. Di nuovo. Mario, questi nervi ti passeranno in un baleno. Oh, ma ancora con questo baleno! Dai, questi nervi ti passeranno. Miracolo, non è più un baleno questa volta. Mario, forse ci stiamo sistemando. Le feste. Poco fa mio padre mi ha chiamato lì per dirmi... Io vuole la televisione, lo sappiamo. No, non mi ha detto questo. Però tu vai lo stesso a comprarla. Pazza, è stata pazza. No, senti Mario, mi diceva che raccoglievano, stringevano, quando arriva la mamma, mi senti bene? Hanno messo da parte 30 milioni! 30 milioni! No, sicuramente questa sarà la pensata di quel furbacchione di là. Figurati, 30 milioni. Ma io non ci posso credere. E poi scusa, perché l'avrebbe detto per prima te? Perché sono la figlia più piccola, no? Piccola. Non sa niente nessuno. Caterina! Caterina! Allora Mario, si è svegliato, digli qualcosa. Ma cosa vado a dirgli? Chiamalo papà. No, ma ci va. Papà, 30 milioni, papà. 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 Ascolta bene, papà. Oh Luca, vieni. Ma ciao. Papà come si sente? Bene, un po' raffreddato. Dice che vuole la pizza. Ciao Luca. Ciao. Ma scusa, ma non gli fa male la pizza? Papà ha detto che la vuole margherita. È più che Dio non ci sono, è meglio è! Sentito? Sentito il vecchietto? Ha lo stomaco di ferro, mio caro. Tutto, allora io vado, una bella pizza per il vecchietto. Ciao Luca. Va bene qua papà. Ma quindi com'è? Ha un po' di raffreddore. Non Guarda, sento bene, non ti preoccupare, vieni qua, ciao Freddy. Papà, guarda come sei combinato, Luca, senti, cosa ne dici se a Natale mangiamo tutti qua da noi? bravo. Purtroppo mia moglie ha detto che a Natale siamo da mio suocero, Santo Stefano dei miei cognati. Ma danno con gli zii a Pasqua con i cugini, abbiamo capito. Senti, Caterina, io voglio una bella fetta di denti. Vai da macellaia con Carla che stasera me la mangio. Vado subito, mica ti saluto, Mettete qua, sì. Tanto non prendi soldi. Non vedevo l'ora di vedere. Ma neanch'io papà. Però non vorrei che i miei cognati pensano che vengo solo quando prendi la pensione. Ma te vieni a trovare tuo padre, che te ne frega di quello che pensano, non ti preoccupare. Sì, infatti. Allora, quando prendi la pensione fai così. Metà la dai a Caterina e metà la dai a Matilde. Te lo dico io stesso. Poi, se qualcosa la vuoi dare anche a me... Io non faccio particolarità, non ti preoccupare. Ma questo nipote piuttosto arriva o non arriva? Papà, ci stiamo provando. Provate. Però questo mese è meglio che non rimane incinta. perché? Abbiamo troppe spese, papà. Non ti preoccupare. Anzi, sai che faccio? Appena resti incinta, ti regalo 1 milione. 1 milione? Ma dove lo prendi 1 milione, papà? Dai. Lo prendo, non ti preoccupare, lo prendo. Vabbè, adesso ti racconto tutto, così mi levo sto peso. Quale peso, papà? Tutto sbrighiamo, prima che arriva tua sorella. Allora, ricordati bene, io lo dico a te, perché sei l'unico figlio maschio. Di solito si comincia con la più grande o con la più piccola, ma io voglio. Allora, dopo una vita di sacrificio e di stringere da tutti i lati, io e tua madre abbiamo messo da parte Mi ho messo da parte? 30 milioni. 30
milioni. E sono conservati con tutti gli interessi, Ma davvero? sì. Mi hai salvato, papà. Un po' di debiti me li posso levare. Ci sono pure le tue sorelle, Ah già, hai ragione, scusa. Non mi ricordavo. Non puoi dare tutto a me, no? Però ricordo che a chi merita di più avrà di più. Ma certo, papà. Comunque le tue sorelle, non dire niente. No, papà, tranquillo, muto come un pesce. Non dico niente. Niente. Tieni, mettili via. Ma no, papà, io vengo per trovarti, dai, lascia stare. Mettili via, prima che arriva tua sorella, mettili via. Eccomi qua. Papà, ho trovato un fegato bellissimo. Bravo. Stasera te lo preparo con le cipolle. Io vado qua. Aspetta, mi raccomando, provateci per questo figlio, Lucia, provate. Se non capita una sera, capita un'altra sera. E se non ci riuscite, chiama tuo padre che ti spiega come si fa. Eppure questo è sistemato. Papà, dai, andiamo di là, per favore. Andiamo su. Caterina, dove sei? Caterina, la pizza è pronta? Io ancora non ci posso credere. Ma Mario, ma come non ci puoi credere? Mi ha appena detto, chissà quanti interessi hanno portato e tu non ci credi. Ma a proposito di... Ho incontrato Luca poco fa. Che voleva? È passato di qua e voleva salutare papà, scusa. Papà, muoviti, la pizza è pronta! E quindi sempre che credo tutta la volta. Ah, mi è passata la fame, mi è passata la fame. Te la taglio io, papà, te la taglio io. Lascia stare. Ah, guarda, sono pure i funghi. E ammetto che sono velenosi e muoio prima del tempo. Lo lascio in mezzo ai guai, lascia stare. Papà, ma avevi detto che avevi voglia di pizza. Sono sazio, con mio genero che mi chiama papà, sono sazio e mi arrezzo tutto di felicità. Bene, bravo. Vabbè, papà, ora noi ti compriamo il televisore. Bravi, così mi piacete, bravi. Ma io volevo aspettare un attimino per prenderne uno più sofisticato. Ma io semplice la voglio, non ti preoccupare, semplice la voglio. Hai sentito? La vuole semplice, no? Bene. Appena arriva Luisa, gli compro pure lo share. Allora andiamo a prendere questa bella televisione, E che facciamo? 14 pollici? Ma 15, 16. Facciamo pure 18, 20, che tanto non si offende nessuno. Ma altro che io vado e prendo questo bel televisore. Bravo, bravo. Ah, e non devo dimenticare il foro salvo, No, papà, ma io ci avevo già pensato, lo stavamo giusto prima con Caterina, non ti preoccupare. A proposito, Mario, già che sei per lasciarci, informati pure per il materasso, E stavo guarda, giusto parlando ieri, prima che arrivassi. Mario ci aveva già pensato, vero? Però da tempo che ci penso, caro papà, e quando dormo di notte per curiosità. Bravo Marietta. Papà, ma tu lo vedi a quanto è buono tuo genero Mario? Lo vedo. Non come tua nuora Irene. Lei, i primi tempi di fidanzamento era così carina. Adesso è pure scroccona. Non ci fare caso. Penso
Dunque Irene ha ragione. Adesso alla signora Irene sono anche venuti gli scrupoli di coscienza, Vorrebbe portarsi a casa mio padre ogni tanto. Scapo, ma quale scapo? Adesso state esagerando. Meno male che siete arrivati. Quanta gente, ma cosa c'è? Un giorno di famiglia. Ma si vorrebbe portare a casa papà. E com'è? Così all'improvviso e non ti sei mai neanche degnata di fare una visita prima? E com'è che ti piace tanto adesso? Matilde, e guarda, tu sei diventato un bamboccio. È tutta colpa tua. Tu a mio fratello mi hai fatto perdere il senso della famiglia unita. Pianta questa storia. Ma pure tutte le misure. Allora papà, per me da oggi puoi rimanere per sempre in questa casa. Scusa, papà, tu puoi stare anche con me, a me non pesa. Ma no, papà, ma anche se la casa è piccola puoi venire da me lo stesso. Bene, dico uno non lo lasciate mai a me adesso. Insomma, digli qualcosa. È giusto quello che succede. Come mai non volete? Franco, vai a chiamare Padre Angelo. Padre Angelo. Ma che c'entra Padre Angelo? C'entra, non I panni sporchi si lavano in famiglia. Adesso i panni sporchi di papà li togliamo la Finalmente ti sei svegliato anche tu a parlare. Qui bisogna fare il punto della situazione. Di qua facciamo un punto, la virgola e pure con Irene, come mai lo volete solo ora? E tu, Mario, come mai te lo vuoi tenere per sempre? Perché è giusto che i sacrifici li facciamo. E mio marito mi ha fatto capire che prima o poi invecchieremo anche noi. Ha ragione la cara Irene, sai che altro? Ogni giorno che passa si avvicina alla cassa. Ma come sono diventati buoni di cuore adesso? Tu Bianca, sentiamo come mai te lo vuoi tenere per sempre adesso? Senti papà, ascoltami, è meglio che decidi tu, Tu lo sai che io sono sempre stata la più precisa, papà, No, papà, la più precisa sono io, Tu come sei? Dimmi come sei anche tu. Ma io sono più preciso di te. Io sto capendo tante cose. Eppure io non vedo l'ora che arrivi Padre Angelo, Io gli ho comprato le carte, il materasso, la televisione. Eppure io. Anzi, gli ho comprato pure il borotallo, la pizza. Ma quando arriva Padre Angelo, Ma calmatevi. Ci siete caduti tutti come delle pere cotte. Avanti, nonno, digli la verità, non ti vergognare. scusa, ma ci hai preso in giro tutti quanti. Proprio così. No, ma scusa papà, ma non lo sapevo solo io e non dovevo dirlo a nessuno, Lo sapevo solo io. Ma avevi detto che io ero l'unico figlio maschio, se tu lo sapevi solo io. Ah, insomma, basta, Queste due erano d'accordo e dovevano andare fuori. Ma tu lo sapevi. Ma scusa, ma lo sapevi anche tu? Lo sapevo. Anche tu lo sapevi. Ecco perché non volevo lasciarcelo di tanto. Oh, vabbè, basta. No, lo sappiamo tutti, dividiamo in parti uguali. Basta. E tu Luca che prendi sempre, ma come ti diciamo? ma che te vediamo, mica sono morto, Vediamo. Cercate di finirla, lo dico io ora. Vergogna per voi stessi. Vergogna ognuno verso il proprio fratello. E meno male che avete preso la parola, Padre Angelo, se no si tiravano i capelli. Zitto, vergognati pure tu. Intanto se non era per me non eri qua a fare questa bella
Ora basta, cercate di calmarvi e mettetevi prima in pace con voi stessi e pregate. Ora lui viene con me in canone. Sì, e quando vi sarete calmati tutti e avrete riflettuto per bene, allora decideremo cosa fare e quale sarà il futuro di vostro padre. Salve, andiamo. Ho capito, ma e dove andiamo, padre Angelo? Andiamo in canone. Ma in canonica la televisione c'è. Tutto c'è, non ti preoccupare. Ma darà troppo pedico. Sì, certo.